È la montagna dei Bellunesi, sono le piste dove tanti trevigiani hanno imparato a sciare perché dalla pianura con l'autostrada ci si arriva in un'ora. È la montagna di cui tanti storpiano il nome, dicendo Nevegal invece che Nevegala, anche se l'accento c'è perfino nei cartelli stradali. Ha vissuto anni belli, imprenditori ci hanno creduto e ci hanno costruito, poi è andata via via cadendo nell'oblio. Prima Vaia e poi il Covid la hanno fatta soffrire, così come per lunghi periodi la mancanza di neve. Nei giorni scorsi si presentava perfetta, con la gente felice di tornarci a sciare e con l'amministrazione che progetta il suo futuro con un bando, come spiega chi in giunta ha una delega appositamente concepita. Questo è un momento importante a cui abbiamo lavorato su negli ultimi 4-5 mesi, il rischio era di non riuscire a pubblicare questa importante step, diciamo, per il nostro Colle Bellunese. In realtà siamo riusciti. Adesso il compito è delle imprese e degli operatori economici che vogliono presentare l'offerta scadrà il 6 di marzo, entro mezzogiorno del 6 di marzo, il 7 ci sarà l'aggiudicazione. 12 anni di prospettiva. Sarà fondamentale non sbagliare, perché farlo vorrebbe dire avere, invece che il suo rilancio, la definitiva scomparsa del Nevegal dai radar di sciatori e turisti. Vedremo anche, e abbiamo chiesto all'interno del bando, le possibili investimenti che devono arrivare nel corso di 12 anni con una proiezione dello stato attuale migliorativa rispetto all'innevamento, all'impiantistica, ai gatti delle nevi, al mantenimento degli operai, insomma tutta una serie di cose e considerazioni che sono elementi importanti di un bando, altrettanto importante. Nell'arco alpino non c'è nessuno che ha fatto un bando come il nostro per acquisizione e gestione contemporanea della questione.